Lo sapevate che il servizio d'ordine del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, conta addirittura 300 uomini in più di quelli che ha a disposizione Barack Obama? Sono ben 772 gli uomini addetti al servizio di sicurezza del Capo dello Stato. Questo esercito di polizia, carabinieri e corazzieri costa ai contribuenti italiani ben 30 milioni di euro all'anno. Il confronto con i paesi esteri è impietoso. Hollande ha a disposizione 6 milioni all'anno per la propria sicurezza, Angela Merkel appena 2. A questi 30 milioni bisogna aggiungere altri 14 milioni e 300 mila euro per indennità supplementari, che variano dai 400 euro per gli agenti ai 1650 per i dirigenti. Si noti che un agente dell'antimafia ha un'indennità molto inferiore, appena 200 euro. Se poi il presidente Napolitano va in visita da qualche parte, bisogna aggiungere anche il personale del luogo, con ulteriori costi per la collettività. Tirando le somme anche sui costi generali del Quirinale, a noi contribuenti costa 228 milioni all'anno, più della Casa Bianca, il doppio dell'Eliseo, 4 volte la monarchia inglese.